Inchiodati dalle telecamere della videosorveglianza, qui in un fotogramma si vedono i due uomini all'angolo tra Piazza dei Signori e Piazzetta Palladio, nella notte tra sabato e domenica scorsi, davanti alla Basilica Palladiana. Uno dei due è intento ad imbrattare una colonna con della vernice rossa, l'altro resta distanziato di qualche metro. Si tratta di due militari americani in servizio alla Del Din che, grazie alle indagini della polizia locale, con la collaborazione dei carabinieri del nucleo SETAF, sono stati individuati insieme alla terza persona che li accompagnava e hanno poi confessato il gesto. Ci siamo messi subito al lavoro chiedendo la collaborazione dei carabinieri SETAF, che devo ringraziare, perché secondo noi potevano essere cittadini o comunque soldati americani. Quindi successivamente, con il loro contributo, questi sono stati identificati, ieri sono stati sentiti a sommarie informazioni, l'imbrattatore ha appunto ammesso la propria colpevolezza. I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di imbrattamento di beni culturali. L'articolo prevede una multa dai 1.500 ai 10.000 euro e prevede anche la reclusione. Ovviamente adesso saranno sottoposti a processo e poi c'è la parte, relativa al loro ruolo, che è appunto militare. Il tubetto di vernice rossa, che è stato utilizzato per imbrattare, e non solo, il simbolo della città di Vicenza, monumento nazionale tra i più visitati dai turisti, è stato sequestrato. Si tratta di un marcatore, una sorta di grande pennarello che solitamente viene utilizzato per marcare il bestiame. Con la pressione esce la vernice. È stato usato non solo qua, anche in un altro. In piazza Matteotti per un altro graffito di diverse dimensioni, ma identico a questo. Devo dire che l'imbrattatore, a domanda specifica, non ha saputo dirci il significato di quello che ha fatto. Ferma la condanna del gesto da parte del sindaco Possamai, che, al di là di quello che sarà il percorso giudiziario, ha intenzione di chiedere un risarcimento le cui modalità verranno definite assieme alla base americana. E adesso ci aspettiamo che ci sia un messaggio da parte della comunità americana che è ospitata nella nostra città, sono tante migliaia, e un messaggio di amore nei confronti della città e anche che vada un po' oltre semplicemente la sistemazione della colonna della Basilica, qualche attività che dia l'idea che questa città la sentono anche loro e che da parte loro c'è disponibilità a farsi parte attiva nel renderla più bella e più pulita.